Buonasera a tutti ragazzi, ancora un'altra tempesta tropicale è in arrivo sull'Europa. Quindi diciamo che quest'anno è stato da record in effetti, già ci sono stati un sacco di uragani, cicloni, davvero ce ne sono stati parecchi quest'anno. Stavolta sta arrivando in pieno Oceano Atlantico, Sebastiano, così l'hanno chiamato a questo. Quindi è un vasto sistema ciclonico che sta viaggiando a una velocità di 45 km all'ora, con venti intorno, ciao King, più o meno ai 150 km orari. Ciao Orto. Quindi la tempesta tropicale Sebastian, secondo le ultime informazioni, quindi e rivelazioni, sì, sì, colpirà l'Europa, sì. Secondo le ultime rivelazioni satellitari si sta muovendo verso l'Europa, quindi verso nord-est. Ciao Lisa. Quindi gli effetti più significativi si sentiranno in Irlanda e in Inghilterra, quindi dove arriverà questa tempesta, diciamo, tropicale, che ha un minimo di bar di 975, quindi molto basso. L'impatto, diciamo, avverrà, ciao avvocate, 26 novembre e martedì, quindi avverrà nella serata di martedì 26 novembre. Successivamente arriverà nel canale della Manica, ciao Vittorio, buonasera. E quindi colpirà tutta l'Europa, quindi Francia, Inghilterra, Belgio, Paesi Bassi, il nord della Germania e ci saranno anche effetti sull'Italia, in effetti, quindi non solo sull'Europa, ma anche, diciamo, ciao Francesco, sull'Italia. Di certo non arriverà come, sì, sì, però in modo leggero, cioè non è che arriverà proprio la vera tempesta. In effetti, fortunatamente per noi del sud, colpirà solo il nord Italia, ragazzi, quindi diciamo che colpirà dopo la Germania e giustamente arriva in nord Italia, quindi sarà, diciamo, tra allora 27-28 novembre più o meno, arriverà a nord Italia, quindi a nord. Ciao Francesco. Quindi diciamo che in effetti, ragazzi, questo peggioramento avverrà tra mercoledì 27 e giovedì, sì, a fine mese e giovedì 28 novembre a nord Italia. Quindi diciamo che questa è la rimanenza, purtroppo, anzi, meno male per noi dell'Italia, perché, ciao Letizia, diciamo che quello che veramente diciamo, prenderà proprio l'impatto più forte sarà l'Irlanda e l'Inghilterra, quindi colpirà lì fortemente. Poi speriamo che non aumenta perché l'impatto avverrà lì martedì 26 novembre, poi scenderà giù quindi verso la Francia, Germania e poi l'Italia. Ma non si sa ancora perché adesso sta a 150 km orari, quindi non si sa se aumenterà. Ciao Gaetano, ciao Silvia. Quindi non si sa se aumenterà di, diciamo che come regola sì. Poi dobbiamo vedere che cosa trova per la strada. Noi, nel senso che se trova acqua calda, allora si rafforzerà. Se trova acqua fredda, allora può darsi pure che abbasserà la sua potenza. Quindi diciamo che non si sa ancora. Diciamo che adesso sta a 150, l'intensità sta a 150 km adesso. Adesso sul suo percorso va a capire che cosa troverà, anche perché dalle boe che ci sono posizionate in acqua l'acqua, la temperatura, con tutto che ha fatto questa pioggia, questo freddo, comunque è ancora calda, quindi può aumentare ancora di potenza. Diciamo che l'acqua ancora non è, anche a Salerno qui, ti faccio un esempio, se vai a toccare il mare è caldo ragazzi, eppure stiamo a momenti stiamo a dicembre, eh. Quindi anche lì le boe segnalano un mare ancora caldo per il periodo, non è caldo come in estate, però è caldo per il periodo, stiamo quasi a, non dico i primi di dicembre, ma poco ci manca, ragazzi. Quindi, se è così, aumenterà, diciamo, di intensità. Se invece troverà, non troverà, diciamo, la forza necessaria, quindi declasserà. Quindi adesso dipende da che cosa troverà per la strada. Se troverà acqua calda, aumenta l'intensità, e purtroppo è così in effetti. Quindi l'intensità di questo ciclone, diciamo, se trova acqua, diciamo, calda,
diciamo che aumenta la sua forza, quindi l'intensità, aumentano i venti e quindi può passare categoria 2, 3, 4, massimo 5, quindi poi da tempesta tropicale può diventare un uragano massimo fino a 5, quindi per adesso è tempesta tropicale con venti fino a 150 km, quindi per adesso è tempesta tropicale, quindi ancora non è passato diciamo, allora il 26 impatta sull'Irlanda e l'Inghilterra, poi il 27 e il 28 ci sarà questo, diciamo, arrivo anche sull'Italia, anche se sarà la rimanenza di quello che impatterà sull'Irlanda e l'Inghilterra, però ci sarà un peggioramento, un maltempo molto intenso a carattere, diciamo, temporalesco a nord Italia, mentre al centro e al sud Italia niente di che, quindi è una cosa che interesserà solamente il nord Italia perché farà nord della Francia, l'Inghilterra, il Belgio, Paesi Bassi, il nord della Germania e il nord dell'Italia. Quindi questo è, diciamo, dove sono previste piogge molto forti e venti fino a 100 km orari. Ciao Giuseppe. Eh sì, che casino. Purtroppo questo qui sale in Irlanda e in Inghilterra, poi scende. Quindi man mano che scende perde di potenza. Comunque arriva sempre qualcosa sul nord Italia alla fine, capisci, Avvocate? Non è che arriva l'uragano, non è che arriva il ciclone, però arriva la bella tempesta, quindi diciamo un maltempo pesante. Ciao Jasmine, buonasera. Angelo, io non ho detto che l'Inghilterra lo so che non sta in Europa, io sto dicendo solo che scende giù dall'Irlanda e dall'Inghilterra e arriva, diciamo, in Europa. No, ha incominciato un'altra volta qui, Alessandro. Diciamo sta piovendo poco in effetti, quindi piovigina, non è che piove proprio forte forte, quindi non è. No, non tutta l'Europa, in effetti solo il lato nostro, in effetti. Se guardi bene l'Irlanda, l'Irlanda si trova a sinistra, poi ci sta il Regno Unito e poi se scendi incominci a pigliare l'Europa, quindi quello farà in effetti. Quindi già sono andato a vedere, dopo, diciamo che domani voglio vedere sul satellitare quello là che ho io, voglio vedere se lo becco lì, così vediamo dove sta posizionato, quindi vediamo più o meno dove sta. Io adesso ho fatto il video perché ho visto tutti i meteo stanno dicendo questa notizia, l'ho fatta pure io. Quindi l'ho vista in italiano, l'ho vista in francese, l'ho vista in, diciamo, in irlandese, ho girato un po' i meteo e tutti quanti dicevano la stessa cosa, quindi l'ho fatto pure io questo video, però domani lo farò con il mio. È una tempesta tropicale. Sì, sì, l'ho visto, Alessai, il vulcano che mi ha mandato su Messenger, sì, sì. È grosso, però ha detto che è spento, quindi è tranquillo, non è che si può risvegliare. Cos'è? È una tempesta tropicale, Jasmine, che sta arrivando, diciamo, in compe sull'Europa. In effetti, diciamo che arriverà in Irlanda e diciamo, nel Regno Unito. Guarda, la traiettoria per adesso è quella lì, poi può cambiare tranquillamente traiettoria, perché io dalla cartina che ho avanti porto la traiettoria direttamente sull'Irlanda e il Regno Unito. Poi a fianco ci sta la Spagna e la Francia, quindi diciamo che potrebbe girare anche sul lato, diciamo, della Spagna, quindi non lo so, adesso fa vedere dritto, diciamo, la traiettoria. Poi se succede che nella notte, diciamo, in questi giorni cambia vento. Sì, sì, ciao Alessandro, ciao Gaetano. Sì, sì, ragazzi, guardate, questi qua sono proiezioni che uno fa. Quindi non è che andrà sicuramente, diciamo che i satelliti guardano una proiezione, diciamo così, diciamo per come la situazione andrà lì. Se poi faccio esempio, domani mattina il vento dovesse girare tutto a ovest, allora potrebbe colpire la Spagna prima e poi potrebbe colpirci anche a noi, diciamo, non sempre direttamente, perché indirettamente, cioè che quello che rimane arriva a noi. Quindi può cambiare traiettoria. Quindi adesso, come sta la situazione meteo, andrà lì in Irlanda e Regno Unito.
poi scenderà giù. Quindi lo dico, può cambiare traiettoria, quindi in effetti questa è una proiezione, quindi si crede che come sta adesso la temperatura, i venti e tutto, quindi è diretto lì. Poi ragazzi può succedere di tutto, può tranquillamente girare, quindi non è che perciò dicono proiezione, proprio perché non è sicuro al 100%. È capace che domani esce vento e arriva direttamente dalla Spagna e poi passa per l'Italia, quindi non è detto che deve andare per forza in Irlanda e Regno Unito. Quindi poi non si sa perché difatti in francese l'ho trovato, dicono quali saranno gli effetti in Italia, sta scritto. Diciamo che Sebastian, come lo chiamano, interesserà il nostro paese provocando, diciamo, forti piogge a carattere temporalesco solo al nord Italia. Questo è quello che ho tradotto dal francese, dallo spagnolo, dall'irlandese. Quindi ho tradotto lì, l'ho trovato in italiano pure in due o tre meteo nostri italiani. Quindi diciamo la notizia è vera, non è, sta arrivando purtroppo. Dicono tutti quanti che andrà lì in Irlanda e nel Regno Unito. Poi, come ho detto io, ciao Lisa, può capitare di tutto, quindi ragazzi, poi vediamo come succederà. Io domani comunque farò la diretta con il mio satellitare, lì faccio le foto, scatto e vediamo in che parte, diciamo, si trova. Quindi, come ho visto io dalla foto loro, che hanno loro, diciamo, da satellite, il ciclone è diretto, diciamo, questa tempesta proprio direttamente su Irlanda e Regno Unito. Sì, sì, e quindi diciamo che per ora la freccia fa vedere dritto lì. Poi può cambiare, ragazzi, perché comunque sta ancora in pieno Oceano Atlantico, quindi non è che già, diciamo, sta lì, eh. Oggi comunque è 25. Quindi come regola deve arrivare in Irlanda il 20 e l'ora domani sera deve arrivare sull'Irlanda e il Regno Unito. Quindi diciamo che domani mattina possiamo sapere, ragazzi, se ha girato in effetti, se ha cambiato direzione. Quindi domani mattina facciamo due o tre foto dal satellite e faccio vedere se sta andando lì oppure ha cambiato direzione. Poi vedremo. Per ora la direzione è quella lì. Quindi diciamo che questo, diciamo, no, per adesso fortunatamente, guarda, i venti stanno a 150 km Maria a orari, quindi cammini. Ciao, grazie, avvocato. Prima io mi scriveva quando ho fatto il video, sì. Poi, ragazzi, non si sa, in effetti sta camminando a 45 km all'ora con venti, diciamo, a 150 km, quindi si muove. Che è successo? Vabbè, Alessandro, ti saluto, ciao, ci sentiamo dopo, dai. Vabbè, ragazzi, vi auguro buona serata, ci sentiamo dopo con un'altra live, quindi per adesso queste sono le notizie che ho trovato in varie lingue, quindi l'ho trovato, come ho detto io, come solito vado a girare in tutta, in francese, in inglese, in spagnolo, per vedere se è vero. Quindi ho visto dappertutto, per ora dicono tutti quanti la stessa cosa, Irlanda e Inghilterra. Poi vedremo domani che succederà. Metto il mio satellitare proprio, così vedo, andiamo a vedere dove sta proprio di preciso. Faccio le foto e poi man mano vi faccio vedere la proiezione io. Vabbè ragazzi, ci sentiamo dopo, buon appetito, tanto fra poco è palla accende, sono le 8, quindi credo che fra poco tutti quanti incominciano. Ah, perciò Alessandro è scomparso, ma ho capito ragazzi, questo Alessandro ha detto Giuseppe me ne vado, secondo me si sta attaccando al frigorifero ora. Ma ho capito, Alessandro perché sei scappato. Non ho visto l'orario, 19:56, quindi è un orario particolare. Vabbè, ragazzi, vi auguro buon appetito, anzi, buona cena a tutti, quindi non vi scassate come al solito, mantenetevi leggero. Grazie, Franci, bello a te, Tenerife, quindi stai a calduccio tu. Vabbè che qua non è che fa tanto freddo al finale, eh. Diciamo che a Salerno stiamo più o meno come a Tenerife, quindi diciamo ancora stiamo con i ventilatori qua, quindi stiamo più o meno ancora anche noi a Tenerife. Ciao ragazzi, ci sentiamo. Ah, non pensavo a una mangiata internazionale, lo so.
Ho detto sarà scomparso perché si deve, ho visto l'orario 19:56, ho detto questo secondo me Francesco ragazzi si è dato per persa, secondo me si è attaccato alla tavola, sono 2 o 3 giorni che non lo sento. Francesco, vai ragazzi, trovatemi Francesco, forza dai. Ma è scomparso, basta che non sta mangiando da 3-4 giorni. O forse starà lavorando. Vabbè, un saluto a tutti ragazzi e ci sentiamo dopo.